Buongiorno amici di YouTube, io dal Max e benvenuti in questo nuovissimo appuntamento col campionato per le kart 2018. Dovete sapere che durante quest'ultima settimana prima di questa gara c'è stato un piccolo terremoto, per cui oggi non si correrà alla pista Le Colline di Chignolo Po e soprattutto non si correrà con i BRM superleggeri, cosa che veramente mi dispiace molto, dato che comunque dagli test di domenica scorsa avevo cominciato a capire, entrare in sintonia con il mezzo. Ma non tutto il male viene per nuocere, perché oggi si corre in casa. Infatti questo sesto appuntamento del campionato di quest'anno si svolgerà alla Big Kart di San Giorgio in Bosco, per cui pista che conosco bene e speriamo che la tradizione dell'anno scorso si possa ripetere anche quest'anno. Se ben ricorderete sono arrivato terzo di giornata, per cui è andata anche abbastanza bene, per cui poche chiacchiere anche se ho mezz'ora di strada, però è meglio che parto. Allora, se mi vedete già con la tuta addosso non è perché ho già cominciato con le qualifiche, già fatto la prefinale, ma perché mi sono concesso 10 minuti prove libere, tanto per rispolverare un pochino le mie conoscenze della pista delle kart. Il kart come sempre si è dimostrato veramente tosto da guidare, molto pesante, però con una gran spinta in basso, per cui oggi le prospettive sono buone. Ho fatto un 1.01 e 1 che, paragonato agli altri tempi, con le tavorre naturalmente, qualche chilo in più, qualche decimo in meno, probabilmente mi faranno stare con i primi. Devo solamente cercare di limare ancora per scendere sotto il minuto 01 e posso dire la mia oggi, me lo sento, sono fiducioso. Come potete ben vedere sono bello distrutto e sono appena uscito dalle qualifiche prefinale del gruppo B. Grandissima prestazione, doveva metterlo secondo in qualifica, secondo in gara, il che mi fa direttamente alla finale A, per cui ho 40 minuti per riposarmi. Il passo gara è sembrato molto buono, perché ho trovato una soluzione che mi permetteva di avere un pochino più di inserimento in curva, il che mi ha facilitato la vita, però mi ha reso un pochino scivoloso il posteriore. Però sono riuscito per la prima volta da quando giro qua al B-karting a scendere sotto il minuto, ho fatto 59,6, che mi è sembrato veramente molto incoraggiante per la finale A, e ci vediamo più tardi.
sarò sincero e schietto, speravo di fare molto di più oggi. Non che un sesto posto di giornata vada buttato via, anzi mi dà ancora più convinzione per il proseguo della stagione, mi fa capire che posso stare con i primi, però diciamo che avevo molte aspettative su questa gara di casa, che fino alla prefinale ci stavano avverando, perché comunque sono sempre stato là con i primi. Dopo però in finale A è stato un po' di casino, contattivare l'inizio gara, dopo ho fatto un errore anch'io, mi sono girato, però potevo dire anche la mia oggi, sono stato molto felice anche. Comunque io mi sono divertito onestamente, al di là del risultato sportivo mi sono divertito con delle belle bagarre, insomma non è stata una cattiva gara, lo vedrete negli onboard. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, ora come ora non ci è stato detto dove verrà svolta la settima tappa di campionato, per il semplice motivo che ora come ora non ci sono le condizioni per correre nuovamente con i BRM. A quanto ci è stato detto da Daniel, se ne riparlerà per settembre. Incrocio le dita, perché credetemi, i BRM sono dei mezzi fantastici e nulla da togliere agli RX, però si vedeva che la flotta non era tutto sto granché omogenea, però comunque è stata una gara divertente, dai. Ma sapete qual è stata la cosa che più mi ha fatto piacere? È un piccolo aneddoto della giornata di oggi, che un ragazzino, avrà avuto, anzi un bambino, 6-7 anni, mi si avvicina e mi fa: ma tu sei Vadal Max? Sì, li faccio. Mi fa: ah, sì, perché, vero, bravo, perché se tu guardi i tuoi video, insomma, mi ha fatto veramente piacere, per cui fa piacere, anzi, scusate se lo ripeto, mi fa veramente tanto piacere che i miei video vi piacciono. Cerco di trasmettervi la passione che ho, le mie sensazioni, cerco anche un punto di vista tecnico più che altro, anche perché diciamo mi piace come cosa. Detto questo, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare alla pagina Facebook, dove appena saprò dove si svolgerà la prossima gara ve lo comunicherò. Per questo video è tutto, ci vediamo domenica prossima, bye bye.